Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo, di oggi, venerdì 27 maggio. Ieri pomeriggio al Teatro Don Bosco di Chioggia si è tenuto un originale spettacolo organizzato dalla classe quinta D della scuola Bruno Caccin, Istituto Comprensivo Chioggia 5, un rifacimento del Romeo e Giulietta shakespeariano in dialetto con interpretazione alla chioggiotta, unico e originalissimo, in cui non solo è stato ripreso il dialetto come peculiarità identitaria del nostro territorio, ma nei modi di dire attuali e tipici che sono sulla bocca di tutti. Le risate da parte del pubblico sono arrivate intense e spontanee, come sono arrivati scroscianti gli applausi, un merito alle insegnanti che hanno saputo seguire un percorso da cui sia gli alunni che le stesse docenti sono usciti arricchiti, non solo teatralità ma balletti e canti che hanno portato alla luce talenti e la voglia di giocare calcando le scene. Il Romeo e Giulietta, il nostro Shakespeare in Love, è stato un successo, ha dimostrato che la scuola è anche altro e può essere coinvolgente con le attività fatte in modo ludico, ma che nonostante ciò lasciano il segno. Bravi tutti i ragazzi e un applauso a scena aperta, tutto il dietro le quinte. La Regione Veneto ha firmato una dichiarazione a sostegno del documento presentato lo scorso 12 maggio dall'Alleanza delle Cooperative, Coldiretti e Federpesca, indirizzato al Governo per chiedere con urgenza l'attivazione di un tavolo di crisi. L'assessore regionale alla pesca Cristiano Corazzari, giunto al suo tempo a Chioggia per ascoltare le richieste dei pescatori, si è attivato subito nella ricerca di eventuali fondi da destinare a sostegno delle attività economiche di pesca per affrontare il caro gasolio. Il documento, portato lunedì al sottosegretario Battistoni, chiede l'istituzione di un tavolo di crisi con il governo, in cui partecipino il MIPAF, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero delle Finanze, chiedendo il rapido utilizzo del credito d'imposta già previsto ma ancora inattuato e la proroga del contributo anche per il secondo trimestre del 2022, l'attivazione della Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli CISOA, per la quale le imprese versano i contributi dal 1 febbraio scorso, la richiesta all'Unione Europea di risorse finanziarie aggiuntive e concedere una compensazione finanziaria agli operatori del settore secondo il meccanismo ideato dal FEAMPA per la crisi ucraina. E ancora si chiede un emendamento nella proposta di regolamento adottata dalla Commissione Europea per consentire l'attivazione del fermo pesca anche come misura a sostegno della perdita di redditività dovuta alla crisi ucraina. L'attivazione di procedure semplificate di accesso al credito, sospensioni di vecchi mutui e garanzie per i nuovi, velocizzazione dei pagamenti arretrati per i fermi delle attività e attivazione di interventi straordinari per lenire gli effetti della perdita di redditività dovuta a mucillagini e meduse. Siamo al fianco delle marinerie in questo momento critico, che tra l'altro lo scorso 19 maggio hanno proclamato lo stato di agitazione con il blocco delle attività di pesca dal 23 al 27 maggio. È intervenuto l'assessore alla pesca della Regione del Veneto. È urgente che il governo accolga le richieste dei pescatori per scongiurare l'affossamento di un settore che per l'intero paese e per il Veneto è di primaria importanza. Dopo la crisi dovuta alle restrizioni per l'emergenza Covid-19, ora la nostra pesca deve affrontare il caro gasolio in conseguenza della guerra in Ucraina, con effetti devastanti nel comparto. Non possiamo permettere la morte di un settore tanto prezioso per la nostra economia e per la tutela del nostro territorio, ha aggiunto l'assessore. Per questo, come Regione Veneto e membri del distretto della pesca dell'Alto Adriatico, abbiamo firmato una dichiarazione di sostegno al documento sul caro gasolio sottoscritto dalle categorie. Crediamo sia urgente attivarsi immediatamente per scongiurare il peggio, un fatto che comporterebbe la chiusura delle nostre aziende con pesanti ripercussioni anche sul piano occupazionale e sociale.
In seguito alla pubblicazione che abbiamo fatto ieri sulla notizia drammatica che quella famosa bambina, purtroppo, che era stata ricoverata all'ospedale di Padova in seguito a un'emorragia cerebrale, le cui cause sono molto poco chiare e su cui stanno indagando addirittura i carabinieri, purtroppo abbiamo saputo, che abbiamo pubblicato ieri, che la bambina era risultata positiva alla cocaina. Come è fatto la pubblicazione, ovviamente ci sono stati centinaia di commenti, ovviamente è stato un impatto emotivo enorme, e assolutamente comprensibile. Mi permetto però di precisare che c'erano qualche commento, pochi per fortuna, che in qualche modo accusavano i servizi sociali. Ecco, allora, a parte che i commenti erano, mi sembrano, forse un po' in generale e non diretti verso, magari in particolare verso i servizi sociali di Chioggia, ecco, allora mi permetto di dire che, non so chi non lo sa, ma credo pochi, ma se non lo sapete, la macchina comunale, tutti i dipartimenti degli uffici, vari dipartimenti del comune di Chioggia sono assolutamente sotto organico. Uffici che prima avevano 10, 12, 15 persone, adesso ce l'hanno 1, 2, 3. Quindi sono tutti veramente in grosse problematiche. Ma poi in particolare gli uffici sociali e gli assistenti sociali, ma il personale anche che assiste appunto Palazzo Morosini, sono in trincea tutti i giorni, e non è, a mio avviso, assolutamente corretto né giusto, e non è assolutamente gratificante nei confronti di queste persone, che io ve lo posso assicurare, l'abbiamo anche scritto, e fanno il loro lavoro veramente con grande spirito, proprio anche con spirito di sacrificio. Ricordo alcuni episodi che sono stati durante la scorsa pandemia, quella quando ancora non c'erano i vaccini, che eravamo tutti molto spaventati di quello che sta succedendo, e tante delle persone, in particolare gli assistenti sociali, ma anche altri dipendenti, hanno continuato a lavorare a Palazzo Morosini, pur avendo la possibilità di rimanere a casa, appunto per dare una mano nella situazione drammatica che c'erano. E comunque i problemi li hanno tutti i giorni e li affrontano purtroppo con le scarsissime risorse che hanno. Quindi vi chiederei di avere rispetto per persone che fanno veramente il loro dovere con grande abnegazione. L'ingegner Stefano Penso, collegato da remoto alla commissione consiliare reduce da Covid, ha illustrato alla stessa commissione che si è svolta ieri con presidente l'architetto Marcellina Segantin lo stato dell'arte di quanto è stato fatto e in che direzione ci si sta muovendo nel comune di Chioggia in ambito energetico. Il dirigente Penso ha elencato tra gli investimenti già fatti l'intera sostituzione dell'illuminazione pubblica con lampade a LED, investimenti per circa 11 milioni negli edifici pubblici, nelle scuole, nello stesso palazzo comunale per implementare le riqualificazioni per il raffrescamento e il riscaldamento per il contenimento energetico. C'è un piano allo studio, un piano ambizioso, ha specificato Penso, da realizzare con i vari partner, tra cui Veritas, che comprende anche le coperture con pannelli fotovoltaici in alcune scuole. Quest'anno è in programma un intervento alla media Galileo Galilei. La problematica di tutte le amministrazioni comunali, come quella di Chioggia, non è tanto quella di produrre l'energia quanto quella di accumularla per poterla utilizzare al momento della necessità. Sono state individuate 2 aree all'interno del comune che si prestano per poter ospitare strutture in ambito energetico, una a Calino, l'altra nella zona dell'Arena. Alla fine del servizio l'intervento integrale dell'ingegner Penso, che ha illustrato puntuale e preciso l'importante numero di interventi realizzati ad oggi, quelli già in programma di realizzazione e i progetti che si stanno studiando con i vari partner.
Ieri, in Corso del Popolo a Chioggia, è arrivata la Run for Hope 2022, il Giro d'Italia podistico a tappe creato a scopo benefico. Tappa portata avanti dai cavalli marini ASD, sempre in prima linea in queste manifestazioni benefiche. Oltre al vice sindaco Daniele Tiozzo, ad accogliere il gruppo giunto a Chioggia anche la presidente dell'associazione Panathlon Club, Stefania Lando. Chioggia è orgogliosa di aver ospitato la tappa di questa manifestazione, il cui ricavato sarà devoluto all'associazione AIL contro le leucemie. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, venerdì 27 maggio, è la Nicolini in Corso del Popolo a Chioggia, vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio. Ciao a tutti!